Ciao ragazzi, benvenuti. Ecco il nostro nuovo video di oggi. Dove vi abbiamo portato? Dove? Dove? Parco? Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. Esatto. Solitamente diciamo in questo giardino ci si viene in primavera perché c'è una fioritura di tulipani bellissimi e quant'altro. Noi ovviamente, che siamo un po' in controtendenza, siamo venuti in ottobre e il giardino, che francamente non mi aspettavo, è fiorito in toto. Quindi adesso noi vi portiamo un pochettino in giro con noi, pian pianino vi facciamo vedere quello che troviamo, che scopriamo. Sì, anche perché poi all'ingresso ci hanno dato anche una mappa. Esatto, una bellissima cartina. Sì, quindi compresa nel prezzo di ben 12,50 € a testa, credo, perché abbiamo speso 25 € in due, quindi però credo che meriti tutto. Ne vale la pena. Una bella passeggiata in mezzo alla natura, c'è gente che gioca. Esatto, che sta giocando qua nel parco. Allora si possono anche noleggiare dei mezzi elettrici, biciclette, okay, auto elettriche, oppure c'è un trenino che vi porta a fare il giro del parco. Se riusciamo proviamo anche a prenderlo, però non siamo sicuri, vediamo girando dove andiamo a finire, dove ci perdiamo. E ci guardo, qualcos'altro? Bicicletta, trenino, golf cart e shuttle. Esiste anche uno shuttle, un minibus, diciamo. Bene, allora Manu, siamo pronti per questo nuovo viaggio? Yes. In questo parco. Salutiamo è caduta una foglia, non so se davanti o dove, ma comunque va bene. Ragazzi, vai col viaggio. Pianino, pianino, andiamo. I don't need another one, can you come a little closer someday? We'll sleep until the cover just like. Siamo arrivati Palermo e Quattro Laghetti. It's game time, I'm like you do, I'm like you do. Make me high, I can't deny, I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you. I'll take you thousand, I'll take you thousand, I'll take you thousand. Fa caldo, sto sudando, è bellissima questo giro. Non ho trovato aspettate, Andai un po' più indietro, c'è un po' più di luce. c'è caldo. Non ho trovato il poggio degli imperatori, lo sto cercando ma non ho capito qual è. You know, you're my perfect hour. Trust me, I don't need another one. Can you come a little closer someday? We'll sleep until the cover just like that. Ale, Un attimo, sto cercando una cosa importante. cosa stai cercando così attentamente sulla cartina? Punto di ristoro. Allora, cosa ridi? Cioè, è importante, ho fatto 800.000 km adesso con la... Mi chiede la cartina. Allora ti dico, sì, allora, ce n'è uno qui e uno anche subito dopo a quello lì. Facciamo tutte e due. Perfetto. Poi defilato ti dirò di più, ce n'è un terzo. Va bene. Allora, Stiamo dentro fino a mezzanotte. guarda, allora, punto di ristoro 1, punto di ristoro 2, punto di ristoro. Li facciamo tutti e tre. No, il terzo non là in fondo sotto il 15 non ci passiamo. Ok, niente, allora facciamo l'happy hour qua. Va bene. Va bene? Ok. Ok ragazzi, continuiamo col giro perché Esatto, è bellissimo. perché ha smaltito un etto e adesso prende 2 kg, e questo è il concetto. It's game time, I'm like you do, I'm like you do. Make me high, I can't deny, I'm in love with you. E adesso ragazzi una cosa super avventurosa da Avventube. Eh sì. Il labirinto. Venite con noi, dai. Andiamo. I'll take you thousand, I'll take you thousand. Fa molto shining questa ripresa, te lo dico. Praticamente dobbiamo arrivare, diciamo, al centro del labirinto c'è una specie di cupola, guardate, si intravede là. Ok. Come arrivarci non lo so. Amici, ci siamo persi. It's game time, I'm like you do, I'm like you do.
vero? Ho vinto! Sono arrivata! Vabbè, siamo arrivati qua, non siamo usciti ancora. No, non siamo usciti. Ah. Sono arrivata al centro dove dovevo arrivare. Amici, l'uscita è facile. A proposito del labirinto che abbiamo appena visto, volevo dirvi due cose. È stato inaugurato nel 2011 e è composto da 1500 esemplari di tasso, articolato su un percorso di 2500 metri quadrati. Ok amici, adesso siamo qui davanti alla Grande Quercia, che è un albero assolutamente imponente che ha ben 4 secoli, è l'albero più antico del giardino. Ok amici, allora abbiamo girato quasi tutto il parco, non abbiamo visto la fattoria didattica e la Valle delle Caprette, ma oggi non ce la potevamo esatto. fare. Abbiamo fatto un po' di chilometri, adesso non so quanti, ma comunque abbiamo girato Un po' li bene. abbiamo fatti. È andata bene perché Molto. Alessandro non sapeva dove lo avrei portato oggi e quindi lui, non amando particolarmente i fiori, ci è andata bene. È stato colpito da una ghianda mentre faceva un video, ma anche qui è Si vede qua? Vabbè, non si vede, però sei stato colpito. Esatto, è andata bene anche questa. Sei stato contento? Ti è piaciuto? È stata una giornata bellissima, veramente. Il parco merita tantissimo, ragazzi, quindi andatelo a visitare. E che dire, Manu, vuoi aggiungere qualcosa? Sì. No, sì. Sì o no? No, guarda. No, che è bellissimo. Volevo solo dire, Dimmi. speriamo Sa. che questo video vi piaccia e iscrivetevi al nostro canale Le Avventure. Avventure. Ciao!